Stasera si inaugura il calendario delle iniziative natalizie del nostro piccolo comune, sempre all'insegna della solidarietà e della tradizione. Si inaugura con un'iniziativa e un percorso natalizio a cura della Costituenda Consulta Giovanile, che hanno voluto inaugurare nell'ambito di questo percorso un itinerario diciamo, connotato da gastronomia, folklore, tradizione, gusto e quant'altro potete bene apprezzare stasera. Sono nel pieno di una novità perché è qualcosa di particolare che si snesta anche nella tradizione sabettese, che vede le novene natalizie con la culminante pastorale del nardo del 6 gennaio finalizzare una tradizione di 15 giorni che siamo in grado sempre di sostenere. Il 4 e il 5 sarà presente pure la classica sagra della ricotta con la pastorale del nardo del 6. Stasera qualcosa di particolare, sono contento perché la grande vitalità che questo nostro piccolo paese in questi ultimi anni, nell'ultimo periodo soprattutto, dicevo prima con la Costituenda Consulta, con la ricomposta Pro Logo, con la vitalità che ha messo su la nuova squadra di calcio della terza categoria, una nuova associazione che vede donne protagoniste, veramente una vitalità che vede questa piccola comunità in cammino verso un futuro che certamente ci coglierà preparati nell'affrontare le difficoltà del quotidiano, ma ci piace farlo in comunità e in comunione. Parliamo di questa iniziativa da lei creata? Allora, questa iniziativa nasce intanto grazie alla Consulta Giovanile, che mi ha scelto come artista e direttore artistico dell'evento in generale. Mi sono occupato sia della creazione del logo, sia della gestione in piccola parte ovviamente anche dell'evento e della realizzazione della scenografia Vox Populi, che fondamentalmente è un simbolo, un messaggio di unione e condivisione dei giovani di Santa Elisabetta, che hanno voluto fondamentalmente creare un'atmosfera di amicizia, di sostegno reciproco e anche di innovazione, nel senso che qui a Santa Elisabetta l'arte non ha avuto tanto spazio ed effettivamente grazie all'arte si riesce a fare qualcosa che coinvolge le persone, i bambini e anche i genitori grandi e gente che viene da fuori anche ad ammirare un po' questa atmosfera. Un'iniziativa sicuramente bella, allegra, gioiosa, che vede unirsi tanti giovani, ma non solo, qui a Santa Elisabetta. Sì, si tratta del primo impegno ufficiale della Consulta Giovanile Sabettese, che ha avuto il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale il 29 ottobre di quest'anno. Si tratta soprattutto di un'iniziativa che mira a coinvolgere grandi e piccoli e che coniuga arte e iniziativa commerciale. Infatti, tra gli intenti che la Consulta Giovanile ha portato avanti vi è quello di valorizzare i produttori locali e dei dintorni. Infatti abbiamo accolto non soltanto attività commerciali propriamente di Santa Elisabetta, ma anche commercianti provenienti da Cianciana, da Grotte e da Raffadali. La Consulta Giovanile mira con questo evento a formulare un volano per tutte le future iniziative che vedranno non soltanto la partecipazione dei giovani, ma anche la partecipazione dell'amministrazione comunale, con cui noi siamo costantemente in contatto, perché, ed è bene precisarlo, la Consulta Giovanile supera il mero associazionismo, non si tratta di un'associazione come tutte le altre, è un'istituzione a tutti gli effetti e sicuramente l'ingresso dei giovani all'interno dei palazzi di amministrazione contribuisce a dare maggior voce ai giovani stessi, ma anche a portare avanti quelle istanze, quelle proposte, tutti quei progetti che contribuiscono a migliorare la comunità nel suo insieme. Abbiamo voluto rivitalizzare Piazza San Carlo come principale luogo di incontro di tutte le fasce della popolazione, all'insegna di armonia, all'insegna di voglia di fare, tramite la creazione di questa gigantografia di Pacchi Regalo, un'opera altamente concettuale, dal momento che non si limita a dare una nuova immagine a Piazza San Carlo, ma anzi è un valore aggiunto, perché tramite l'arte si lancia un messaggio molto forte. Accanto a Piazza San Carlo vi è poi il percorso che va da via Municipio fino a Piazza Giovanni XXIII ed è quindi quel percorso in cui si concentrano tutte le attività che, come detto, abbiamo voluto valorizzare. Si tratta
di circa 20 stand, i quali cercheranno di esporre ma anche di commercializzare i propri prodotti.